006. Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Allora, abbiamo appena assistito, partecipato via etere per quest'anno alla messa della Madonna della Salute da Bassano del Grappa. Adesso avremo un Focus TG un po' più importante del solito dal punto di vista delle dimensioni. Staremo assieme fino alle 12:30 quando il Presidente della Regione Luca Zaia farà la sua conferenza stampa, il suo punto stampa quotidiano dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Giornata molto importante perché ci si aspettano novità sia sul mantenimento della zona gialla per il Veneto sia sulla conferma delle ordinanze regionali che ricordiamo sono in vigore e scadono domani, quindi potrebbe cambiare qualcosa, ma lo sapremo dalla voce di Luca Zaia. Adesso, invece di andare a sentire i nostri giornalisti, come facciamo sempre dalle varie redazioni del Veneto, parliamo un po' di meteo. Abbiamo in collegamento il nostro Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che ha accettato di ritornare con noi dopo un po' che non ci sentivamo per motivi legati soprattutto allo spazio, al tempo e alle novità dal coronavirus, ma ogni tanto riusciamo a tornare a parlare anche con lui e quindi con tutti gli appassionati di meteo del Veneto. Buongiorno Nicolas. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Allora, notizia di queste ore è la bella nevicata che ha interessato le zone montane del Veneto e che è arrivata a toccare il Monte Grappa e anche l'altopiano di Asiago. Che cos'è successo? È iniziato un autunno invernale? Siamo alle porte dell'inverno? Allora, finalmente direi è arrivata un po' di neve sulle nostre montagne, come dicevi tu, sia in altopiano sia sul massiccio del Grappa. Purtroppo una toccata e fuga perché, come abbiamo ben visto, la neve sta già pian piano, il bianco sta già pian piano lasciando lo spazio al maroncino verde delle nostre montagne. Ecco che appunto non è caduta questa granché di neve, però appunto dato il periodo e dato che è la seconda volta, se non erro, che compare Sì. in questo inverno 2020-2021, è sempre bello vedere le nostre montagne imbiancate. Si parla appunto di qualche centimetro su a Cima Grappa, purtroppo perché il forte vento ha impedito che la neve accumulasse con più decisione al suolo, mentre invece contiamo anche 7, 8, 10 centimetri sulle zone un po' più riparate dal vento, ecco, quindi dove la neve è scesa in maniera candida e leggera. Nicola, torniamo a vedere la foto che, ricordiamo, è una foto di ieri di Cima Grappa, si vede anche il sacrario, insomma, Esatto. speriamo di poterla rivedere più volte quest'inverno, ma secondo voi sarà un inverno in grado di portarci nevicate serie importanti? Ma guarda, noi come ogni anno incrociamo sempre le dita perché lo sai bene tu, ormai lo sa bene anche chi ci segue, noi siamo pro freddo, pro gelo e pro neve, quindi speriamo che effettivamente sia un inverno diverso rispetto agli ultimi passati, ecco, dove la neve in pianura appunto si fa molto fatica a vederla. Un po' per sfortuna, un po' perché le perturbazioni non avvengono mai come dovrebbero effettivamente poi avvenire, e quindi purtroppo sì, gli ultimi anni sono decisamente da dimenticare. Speriamo bene, questa è stata una piccola premessa. Ripeto, sarà purtroppo una toccata e fuga perché, come abbiamo visto già ieri, le schiarite hanno prevalso sulle nubi del mattino e sembra che anche nei prossimi giorni il cielo si mantenga comunque sereno o al più poco nuvoloso. Ecco. Allora, noi abbiamo qui una mappa che ci avete fatto arrivare voi di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che riguarda domenica 22 novembre, lo zero. Gli 0 gradi, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori su questo argomento? Sì, è una mappa molto che fa rabbrividire, se così vogliamo dire, perché se facciamo l'esempio che oggi al momento siamo intorno ai -2, -3 gradi a Cima Grappa, Sì. quindi lo zero termico è ben sotto i 1800 metri, si testerà intorno ai 1400-1500 per la giornata di oggi. In 24 ore, quindi più o meno alla stessa ora, però di domani,
lo zero termico schizzerà intorno ai 3.500, 3.400, 3.600 metri, quindi pensate che in 24 ore abbiamo un balzo all'insù di circa 2.000 metri, quindi sono valori veramente fuori da ogni logica, ecco. C'è proprio un cambio netto di circolazione, quella che ci interessa in queste ore è aria fredda, mentre invece domani cambierà la circolazione e ispirerà aria decisamente più mite, specie in quota, dove le temperature e i termometri schizzeranno verso l'alto, purtroppo. Quindi possiamo dimenticarci questa foto che stiamo facendo vedere adesso con il Monte Grappa visto da Venezia. Credo che domani non lo vedranno così dal capoluogo, dalla laguna. Sì, probabilmente già da quest'oggi, nonostante le temperature basse, il sole è limpido, batte forte e quindi già in serata neve ne resterà ben poca. L'unica cosa da sperare è che almeno nelle zone ad ombra resista, perché insomma, stante la bassa umidità in quota potrebbe appunto ghiacciare e quindi permanere, però appunto come dicevo solo nelle zone all'ombra. Il sole sicuramente fonderà nel giro di poche ore, specie a partire da domani, ecco. Allora, Nicolas, prima di salutarci, che cosa dobbiamo aspettarci da qui alla prima settimana di dicembre? Ma guarda, come accennavo, oggi è l'ultima giornata appunto fredda, sia per la pianura sia per la montagna. Domani appunto c'è questo balzo verso l'alto delle temperature, però specialmente in quota sarà questo rialzo termico, perché sulle zone pianeggianti comunque continuerà a rimanere freddo per il cosiddetto fenomeno dell'inversione termica, quindi potremo avere ancora delle temperature minime che potrebbero spesso essere vicine agli 0 gradi di notte al primo mattino in pianura, quindi con il continuo di queste deboli gelate, mentre appunto in quota si alzerà. Che dire, anche nei prossimi giorni sembra questa la situazione, con giornate stabili. È possibile che torni qualche nebbia sulle pianure meridionali della regione Veneto, e qui appunto resterà freddo anche di giorno, perché chiaramente la nebbia se persistirà manterrà l'umidità alta e la temperatura molto più bassa rispetto alle zone soleggiate, e niente, avremo praticamente una specie di primo accenno di primavera, ecco, se così lo vogliamo chiamare, in alta quota, ecco, perché comunque se pensiamo che la Marmolada è a 3.300 metri e domani avrà valori appena positivi, sì, è da preoccuparsi effettivamente. Quindi ci vorrà qualche giorno per vedervi ancora scorrazzare in diretta sulle cime innevate del Bassanese, del Grappa, dell'Altopiano. Speriamo di poter vedere queste scene molto presto. Allora, ringraziamo Nicolas Faronato della pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, grazie per questo punto meteo, speriamo di rivederti in abiti un po' più invernali a breve. Sì, speriamo, esatto, speriamo che Dio ce la mandi buona, ecco. Ci vediamo, grazie a tutti, grazie a te, grazie a chi ci ascolta. Ringraziamo Nicolas Faronato per questo simpatico e puntuale collegamento. E allora, questa era una parentesi meteo molto social, perché ricordiamo i ragazzi di questa pagina sono famosi per scorrazzare in lungo e in largo in Veneto durante i picchi climatici, quindi quando c'è qualche nevicata, quando ci sono piogge importanti, quando il meteo in Veneto si mette un po' a fare le bizze. Anche noi di Rete Veneta approfittiamo molto spesso della loro collaborazione, perché sono sul posto, ci mandano sempre foto, video molto interessanti. Questo era un punto. Naturalmente tutto può cambiare, la prospettiva è per domani, per questo fine settimana, di un bel tempo soprattutto sulla montagna vicentina, veneta. Sappiamo che l'invito è ancora valido da parte delle autorità a non affollare le zone turistiche, quindi magari per una volta si possono appendere gli scarponcini al chiodo e aspettare che tutto questo passi. Giornate belle ce ne saranno comunque, ma è una bella giornata anche su Bassano del Grappa e sul mercato di Bassano del Grappa, dove c'è il nostro Mirko Cavallin, che con Cristian Roque Allende è andato a dare un'occhiata alla situazione dell'importante mercato settimanale di Bassano. Mirko, qual è la situazione in centro storico?
Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Situazione molto tranquilla ma anche molto diversa rispetto a sabato scorso. Noi siamo in Piazza Libertà, che sabato scorso vi abbiamo mostrato completamente vuota perché non c'erano le bancarelle dell'abbigliamento e degli accessori, che invece questa settimana sono tornate. Che cos'è cambiato? È stato deciso appunto tra sindaco, commercianti e ambulanti appunto di far ritornare con tutte le regole previste e dall'ordinanza regionale e dall'ordinanza del sindaco Elena Pavan, ovvero varchi controllati, mascherina ovviamente sempre indossata, distanziamento, con i vigili urbani, anche gli uomini della protezione civile e della vigilanza privata, che stanno controllando che tutto sia in regola. L'altra differenza rispetto a sabato scorso, ma già giovedì lo si è visto, è che non ci sono più i varchi solo di entrata e solo di uscita. Questo ne abbiamo chiesto conferma, appunto questa è stata l'indicazione. Ci sono dei varchi controllati con transenne e delimitazioni, ma si può entrare liberamente, entrare e uscire liberamente, sempre rispettando le distanze. Questo anche per facilitare gli spostamenti delle persone, dato che, come sapete, il mercato di Bassano è molto esteso, perché le prime bancarelle sono in via Verci, varco numero 1, poi c'è appunto Piazza Libertà, si arriva fino in via da Ponte e anche tutte le vie laterali, quindi è un mercato molto esteso. Sarebbe stato evidentemente molto complicato fare dei sensi unici troppo restrittivi. La situazione è molto tranquilla, persone distanziate, tanta gente, questo sì, insomma, sembra quasi un sabato normale, se non fossimo che siamo appunto ancora nelle condizioni e dell'area gialla e dell'ordinanza regionale, che ricordiamo scade domani a mezzanotte e limita le aperture dei negozi, soprattutto nel fine settimana. Mirko, ma l'aria che tira qual è? Diciamo fra un mese e poco più sarà Natale, lo sappiamo, qualcuno inizia a pensare magari ai regali anche in tempo di coronavirus, perché sono scelte, sono situazioni anche psicologiche che possono dare una parvenza di normalità. Si vede, la gente guarda e passa, o c'è qualcuno che compra anche al mercato? No, beh, guarda, sicuramente qui nel settore dove ci troviamo, quindi abbigliamento, accessori per la casa, probabilmente c'è stata una settimana di vuoto, insomma, vedo che la gente sta comprando, insomma, gli ambulanti, come da loro stile, si propongono ai passanti, insomma, c'è un buon movimento. Cercheremo di raccogliere anche le impressioni e degli ambulanti e delle persone, ma anche dei rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato, che incontreremo tra poco insieme al sindaco. Anche perché fra un po' inizierà a porsi il grande dilemma di quest'anno, comprare online sulle grandi piattaforme o andare magari al mercato nei centri commerciali naturali, come può essere il centro storico di Bassano, nelle botteghe storiche del Veneto. Dal tuo osservatorio privilegiato in centro Bassano, tu che idea ti sei fatto? Allora, credo che si approfitterà di non sapendo che cosa succederà nei prossimi 35 giorni, cioè 34, quanti ne mancano a Natale. Credo che molti approfitteranno di pensare ai regali già adesso, almeno questa è una mia sensazione, ma poi lo verificheremo, anche perché non si sa quali concessioni saranno fatte e dal governo e dalla regione con le settimane che passano. Il rischio, ma questo lo dicono un po' tutti i commentatori, è che forse aprendo troppo le maglie verso proprio a ridosso del Natale, insomma, sappiamo bene cosa vuol dire i giorni, cosa vogliono dire i giorni 22, 23, 24, quando tutti si affrettano all'ultimo acquisto. Lì l'assembramento è praticamente inevitabile, soprattutto nei grandi centri commerciali, ma non solo. Quindi spero, ho la fiducia, insomma, che la gente comune sia più intelligente e voglia approfittare di queste settimane, di questi giorni, per comprare i regali, insomma, magari anche limitando le spese, dato che la situazione economica è quella che è. Vedremo cosa succederà già nelle prossime ore con le eventuali restrizioni in permanenza in zona gialla o arancione del Veneto, l'ordinanza di Luca Zaia. Quindi fra poco più di mezz'ora, conferenza stampa del Presidente in diretta da Marghera, vedremo se ci saranno novità. Grazie Mirko dal centro di Bassano, buon lavoro.
Buona giornata a voi. Torniamo in studio, ma torniamo in studio solo per lanciare la pubblicità. Facciamo una breve pausa, ma state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, una giornata un po' diversa dal solito per la nostra informazione. Siamo infatti partiti questa mattina alle 10:30 con la diretta della Santa Messa dalla chiesa di San Vito a Bassano del Grappa, chiesa che è dedicata anche alla Madonna della Salute, perché ricordiamo che oggi, 21 novembre, è la festa della Madonna della Salute, festa che affonda le sue radici nella prima parte del 600, quando la peste, quella di cui ha parlato anche Manzoni nei Promessi Sposi, imperversava su Venezia. Il popolo, il doge, fecero voto di costruire la chiesa, poi la peste passò e adesso la Chiesa della Salute, una delle chiese più belle, più conosciute di Venezia, è oggetto da secoli di grande venerazione in tutto il Veneto. La Serenissima aiutò molto la diffusione di questa celebrazione, vennero costruiti molti santuari, molte chiese dedicate alla Madonna della Salute in tutto il Veneto. Una di queste è a Bassano del Grappa. Siamo stati in diretta questa mattina dalle 10:30 alle 11:30 per la Santa Messa, perché in tempi di coronavirus e tutto torna, tutto gira in modo ciclico, abbiamo parlato di peste, abbiamo parlato di malattie, abbiamo parlato di pandemia e torniamo ancora a parlarne. Quest'anno, dicevamo, non si è potuto fare le cerimonie come gli anni scorsi. Le migliaia di persone che affollavano il santuario di Bassano, in questo caso, ma tutti i santuari del Veneto, non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus, e quindi la parrocchia ci ha chiesto di dare una mano. Noi abbiamo trasmesso la messa. Adesso siamo passati alla fase invece dell'informazione. Abbiamo parlato di meteo poco fa, cominciamo a parlare di cronaca, perché possiamo farvi vedere già una fotografia di quelle che ci sono state inviate dai vigili del fuoco. C'è stato un grave incidente a Orgiano, nel quale un 25enne ha perso la vita. Vedete l'utilitaria, questa pare essere una Smart, non riusciamo a capirlo dai danni che ha subito. Si è schiantata in un fosso che costeggia questa strada. Il 25enne che era alla guida è morto sul colpo per le ferite riportate. Torniamo in studio, crediamo di poter avere fra poco anche informazioni dalla nostra redazione, che ci ha già inviato un video che vedremo fra un po' con il collegamento da Vicenza per capire qualcosa di più su questo grave incidente. Noi aspettavamo notizie da Padova e da Vicenza, non vediamo ancora i nostri giornalisti collegati, quindi abbiamo il tempo di dare un'occhiata a quello che è il riassunto delle puntate precedenti, perché fra meno di un quarto, 25 minuti, avremo Zaia in collegamento dalla sede della Protezione Civile a Marghera. Importante giornata, ma sentiamo cosa ha detto Luca Zaia nell'ultimo punto stampa disponibile, ovvero quello di ieri. I 3.007, 1.618 fanno tamponi. Quindi non era proprio un'eresia pensare che si potesse fare un bel accordo e un bel percorso con i medici di base. A dimostrarlo, del resto, sono i numeri con 2.319 test giornalieri effettuati, dato che sconta divari anche importanti da provincia a provincia, come si vede dalla tabella. A Belluno, per esempio, l'adesione è del 9%, a Padova dell'83%. Treviso al 28%, significa che meno di 3 medici di base su 10 nella Marca effettuano tamponi. A livello regionale il dato si attesta sul 53,8%. L'obiettivo dichiarato comunque è arrivare ad un allineamento. Certo, nel medio periodo non si riuscirà più a garantire la remunerazione pattuita a livello nazionale proprio con i medici di base. Noi abbiamo già stanziato un paio di milioni di euro per dare altri 100.000 tamponi ai nostri medici di base, per riuscire ad esaurire almeno questa fase fino a dicembre. Dopodiché, vi dico in tutta sincerità, noi non abbiamo forza per andare avanti a 18 euro a tampone, lo sanno già, troveremo un altro accordo.
L'altra partita ancora aperta sempre sul fronte dei tamponi è quella con veterinari e dentisti. Anche qui si attende una mossa da parte del governo, chiamato dall'altra parte a riprendere in mano il tema dei ristori, che per Zaia va scollegato dal dibattito attorno alle fasce. Il tema del colore non c'entra nulla con il danno che comunque si subisce. E questo mentre lo stesso governatore a rilevare come l'indice R con T in Veneto stia calando, un messaggio non tanto velato al CTS, indispensabile però guardare anche al futuro prossimo e quindi al vaccino anti-Covid. Bisogna essere pronti con le siringhe quando serviranno, perché se sono 2 dosi, sono 2 siringhe, 2 aghi, 2 batuffoli di cotone, cioè è un casino. Una partita, quella del vaccino, che non sarà solo interna, ma anche e soprattutto internazionale. Avremo il passaporto sanitario, vedrete che finirà così. Perché oggi ti chiedono il test, domani ti chiederanno il vaccino. Allora, apriti cielo, Zaia ha introdotto il passaporto sanitario, ma fate quello che volete, vedrete che andrà a finire così, perché ci chiederanno sei vaccinato o no. E sul tema del mantenimento, della permanenza del Veneto in zona gialla, in zona arancione, del quale si sta discutendo in queste ore, abbiamo sentito il polso dei vicentini. Siamo andati in centro storico a sentire cosa ne pensano. Ecco cosa ci hanno detto. Secondo lei rimaniamo in zona gialla oppure no? Oppure se lo vede un po'? Lo spero tanto, però insomma, mi sembra abbastanza tranquillo che la gente si sta comportando come viene prescritto, quindi spero che serva a qualcosa. Speriamo di rimanere in zona gialla. Speriamo, ma come la vede lei? Ma speriamo. Zona gialla. Perché lo dice? La sento sicura. Anzi, spero che rimaniamo in zona gialla. Comunque i posti di letto ci sono, in terapia intensiva, visto che i posti non siamo ancora pieni, quindi penso che Rispettiamo tutti i parametri. Tutti i parametri, esatto, quindi visto che anche al mercato ci sono la gente rispettosa, quindi delle regole, quindi penso che anche stavolta ci salviamo. Speriamo di sì, se c'è buon senso sì. Come vede un po' la gente, è rispettosa? Fino a qualche 2 settimane fa, il weekend no, qui. Adesso sì, poi io insegno a scuola e c'è molto rigore. Secondo lei non c'è bisogno di altre norme? A Natale si può un po' aprire? Oddio, questo sinceramente non lo so, perché mi sembra che quando hanno riaperto poi i contagi hanno ricominciato subito a salire. Quindi dobbiamo ancora pazientare, secondo lei Natale è ancora un po' così? Temo di sì. Magari riapriranno qualcosa per le feste di Natale, per i negozi, e dopo la Befana non so, dopo la Befana ho paura che invece ce li posiamo un pochettino. Restiamo in tema coronavirus, perché stanno aprendo in questi giorni, grazie al lavoro, alla disponibilità dei comuni, molti drive-in o drive-thru, insomma il sistema che permette alle persone di farsi il tampone, magari un tampone rapido, senza smontare dalla macchina. Ci sono tende della protezione civile, ci sono strutture organizzate proprio per questa necessità, dove medici e operatori raccolgono i campioni e poi fanno sapere subito alle persone se devono entrare in quarantena, se sono positive, asintomatiche, o se invece se ne possono andare tranquillamente. Ne è stato attivato anche uno a Crespano, vediamo. Sono 9 i medici di base del servizio integrato di Crespano che si sono messi a disposizione per fare i tamponi rapidi ai propri assistiti. La struttura montata dalla Protezione Civile si trova nel parcheggio di San Pancrazio e prevede un percorso obbligato a senso unico per le vetture. Come altrove, quando si arriva sotto il gazebo si abbassano finestrino e mascherina per eseguire il prelievo, restando in attesa circa un quarto d'ora per l'esito. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 e avvicina a questo servizio agli abitanti della zona. I medici di base hanno chiesto all'ULSS 2 altri 200-300 test per svolgere un servizio più continuativo nei prossimi giorni. Sappiamo che in molte località, molte comuni del Veneto sono state attivate queste proposte per i cittadini. Cerchiamo di raccontarvene, di renderne note il più possibile in modo che le situazioni si possano gestire con più facilità. Adesso però facciamo una breve pausa. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG, tutte le notizie dal Veneto in diretta. Prima di andare da Luca Zaia alle 12.30 andiamo al volo dalla nostra Valentina Visentin che con Francesco Ratai è in centro storico a Padova. Buongiorno Valentina, quali sono le novità da Padova? Buongiorno a voi, siamo in centro storico qui a Padova e ve lo ricordiamo ufficialmente dalla mezzanotte di oggi è entrata in vigore l'ordinanza cosiddetta antifumo firmata dal sindaco Giordani sulla falsariga di quella che era già stata emanata qualche giorno fa a Cittadella. Sostanzialmente cosa è cambiato dalla mezzanotte di oggi? Non si può più fumare nelle aree pubbliche quando ci si trova in prossimità di una scuola di qualsiasi ordine e alle fermate dell'autobus, e poi per poter fumare una sigaretta all'aria aperta sono necessari 3 metri di distanza continuativi. Cosa vuol dire? Io adesso qui non potrei fumarmi una sigaretta perché se passa una persona e quindi si avvicina troppo a me, i 3 metri vengono a mancare e quindi io non potrei fumare una sigaretta. O per esempio, vedete lì c'è una farmacia, ci sono le persone in coda, anche se l'ordinanza non specifica il divieto di fumo all'esterno dei negozi e delle attività, di fatto quelle persone non potrebbero fumare perché tra di loro c'è solo 1 metro di distanza e non i 3 metri imposti dall'ordinanza. Qualora si sgarrasse o si trasgredisse insomma questa nuova ordinanza si rischierebbe fino a 400 euro di multa. Un'ordinanza che ha detto il sindaco Giordani è stata necessaria proprio per tutelare la nostra salute, un ulteriore sforzo che chiede ai padovani, ha detto Giordani, ma dobbiamo impegnarci per abbassare ulteriormente questa seconda ondata di Covid che solo nelle scorse 24 ore nel Padovano ha fatto quasi più di 600 contagi. Valentina, ci sono anche notizie di cronaca da Padova questa mattina? Sì, c'è una notizia di cronaca che riguarda un incidente, non un incidente ma un incendio che c'è stato lungo la A13 nel territorio di Padovano, la tratto Padovano tra Monselice e Boara Pisani in direzione sud, quindi in direzione Bologna. Un camion questa mattina all'alba si è incendiato, fortunatamente il camionista si è salvato, è riuscito a staccare la motrice, sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il traffico autostradale in direzione sud, quindi in direzione Bologna, è stato chiuso per qualche ora. Adesso la circolazione è ripresa normalmente. Allora Valentina, grazie per queste informazioni, grazie anche a Francesco Ratai per il collegamento. Se ci saranno altre notizie da Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Noi contattiamo al volo anche Gabriella Basso, che così potremo parlare anche di notizie vicentine. Dovrebbe arrivare fra pochi istanti il collegamento. Allora, abbiamo visto da Padova questa ordinanza che ha destato insomma anche un po' di scalpore. C'è da capire se si approfitterà alla fine dell'emergenza coronavirus per imporre magari un divieto di fumo, una no smoking area in tutto il centro di Padova. Allora, da Padova a Vicenza, da Valentina Visentin a Gabriella Basso, che vediamo un po' in ombra oggi, ne intuiamo il volto perché siamo un po' contro luce, ma non c'è problema. Vediamo se, ecco, meglio così? Sì, così ecco. Ti vediamo molto bene Gabriella. Buongiorno, grazie di questo collegamento. Che cosa succede a Vicenza oggi? Quali sono le notizie? Allora partiamo intanto purtroppo da una notizia di cronaca, perché un giovane di 25 anni ha perso la vita questa mattina verso le 7:30 l'incidente in provincia ad Orgiano in via San Giovanni. Purtroppo il ragazzo a bordo di una Smart Fortwo ha perso il controllo del mezzo, a quanto pare secondo le prime risultanze da parte dei carabinieri di Campiglia dei Berici, e il ragazzo ha perso il controllo appunto della macchina ed ha urtato il guardrail ed è finita in pezzo di fossato. Il ragazzo è residente a Zimelle ma è nato ad Arzignane e si chiama Federico Ruzza. Questa purtroppo è la notizia con cui si apre questo sabato nel Vicentino. E poi però c'è anche una notizia positiva, perché in tema di sicurezza c'è un grande rinforzo. È arrivato un grande rinforzo per quanto riguarda la presenza dei carabinieri sul territorio. Sono altri 62 militari carabinieri che entrano in servizio da lunedì e vanno soprattutto in provincia, sia nel Basso che nell'Alto Vicentino, ma anche sull'altopiano di Asiago.
5 invece sono destinati alla stazione dei Carabinieri della città di Vicenza. In tutto in un anno sono arrivati come rinforzo sul territorio vicentino un centinaio di uomini e saranno tutti questi ultimi 62 che vengono destinati appunto soprattutto al territorio, nel senso che saranno in strada, faranno i controlli, quelli tanto richiesti appunto dalla gente. Gabriella, intanto questa è una notizia importantissima perché sappiamo il bisogno che c'è da parte del territorio di forze dell'ordine, è una richiesta pressante che viene fatta dai sindaci in modo molto presente, perché insomma è un problema che è sentito anche dalla popolazione. Sappiamo però che sono state ritrovate anche altre bombe al Parco della Pace, ti risulta? Sì, infatti sono state trovate altre ben 11 bombe inesplose, ovviamente sono della seconda guerra mondiale, sempre nella stessa zona del ritrovamento anche delle altre. Al riguardo il sindaco è abbastanza, diciamo, arrabbiato di questa situazione perché c'era stata la bonifica, erano stati spesi tanti soldi per questa bonifica e adesso infatti è pronto anche da dire vie legali per capire esattamente cosa è successo, perché ancora oggi si trovano bombe e ordigni inesplosi nonostante la bonifica, tra l'altro a rischio e pericolo del cantiere che sta lavorando per realizzare il Parco della Pace. Tieni conto che praticamente sono costretti adesso a lavorare con una persona davanti alle ruspe col metal detector perché c'è il terrore ovviamente di trovare nuovi ordigni e quindi diventa molto problematica questa cosa. Situazione effettivamente complicata. Allora Gabriella, noi dobbiamo andare in pubblicità. Per tutte le altre notizie da Vicenza diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie Gabriella Basso. Fra meno di 10 minuti in collegamento dalla sede della Protezione Civile a Marghera il Presidente Luca Zaia con tutte le ultime novità sull'emergenza coronavirus. Giornata importante perché ci aspettiamo informazioni da parte del Presidente Zaia. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo stati a Padova, siamo stati a Vicenza, siamo stati anche sui rilievi del Bassanese con le nevicate delle scorse ore. Abbiamo visto il mercato di Bassano del Grappa, le novità che riguardano questa domenica della salute, scusate, questo sabato della Madonna della Salute in Veneto, e adesso fra pochi istanti saremo collegati con la sede della Protezione Civile a Marghera. Vediamo la selva di microfoni come sempre pronta per accogliere il Presidente Luca Zaia. C'è il nostro Filippo Fois sul posto per le domande, molte delle quali ce le passate voi e noi le giriamo ai nostri colleghi sul posto perché Zaia possa rispondere, o Zaia o gli assessori, l'assessore Lanzarin, l'assessore Bottacin, visto che parliamo di temi che riguardano anche la sanità e la protezione civile. Allora, diamo un'occhiata ai dati, ricordandovi che sono quelli di ieri sera, sono quelli di ieri alle 17, dati che ci dicono che a ieri c'erano 69.463 persone positive in Veneto. Vediamo quelli di ieri sera perché come sempre Luca Zaia fornirà in apertura di conferenza stampa i nuovi dati relativi alla giornata odierna, quindi è importante tenersi a mente queste informazioni per capire cosa è successo nelle ultime ore. Quindi 69.000 erano quelli 493 erano quelli positivi, persone positive in Veneto a ieri sera. 1.370 è il numero rispetto alla rilevazione precedente che era quella di ieri mattina e 117.529 sono le persone risultate positive in Veneto dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Altri dati importanti sono quelli che riguardano il numero dei negativizzati che sono 44.896 sempre dall'inizio dell'emergenza. E c'è da tener conto, da aggiornare purtroppo anche il numero delle persone che hanno perso la vita con il coronavirus, che sono 3.170 sempre dall'inizio dell'emergenza. Andiamo a vedere la situazione degli ospedali per capire dove stiamo andando, cosa sta succedendo alla sanità del Veneto. Vedete, tutti questi sono tutti gli ospedali del Veneto. Allora, a ieri sera c'erano 2.280 persone ricoverate in Veneto, di cui 113 ancora che si sono negativizzate, 2.100
167 tuttora positive al coronavirus. Questi 2.280 sono pazienti ricoverati in area non critica in ospedale, quindi che non hanno bisogno di cure di terapia intensiva. Mentre per quanto riguarda le terapie intensive, erano ieri sera 291, di cui 275 impegnate con pazienti ancora positivi al coronavirus, 16 con pazienti che si erano negativizzati, che sono negativizzati nel frattempo. Le differenze rispetto alla rilevazione precedente: 3 ricoverati meno in area non critica, 8 terapie intensive impegnate in più. Questo è un dato un po' in controtendenza, perché ultimamente si era visto un notevole calo nelle terapie intensive, che comunque restano sempre sotto quota 300, ed è molto importante perché circa il 30% di quelle di cui dispone la sanità veneta per far fronte a tutte le situazioni sanitarie e mediche della regione. Purtroppo il delta decessi, ovvero i decessi in più rispetto all'ultima rilevazione, erano 38 a ieri sera. Quindi questi sono i dati di cui disponiamo. Fra poco Luca Zaia sarà in collegamento, vediamo già la sede della Protezione Civile a Marghera, è tutto pronto, vediamo lo staff della comunicazione del Presidente Zaia già pronto per mandare online la conferenza. Noi siamo online anche noi, naturalmente, in Rete Veneta, sulla nostra pagina Facebook e sul sito reteveneta.it potete vedere lo streaming di tutto quello che passa qui durante la nostra informazione, per chi vive fuori dal Veneto, chi non ha una televisione a disposizione, ma vi lasciamo al governatore. Buongiorno a tutti, ecco qua, bollettino. Scusate l'attimo di ritardo, 3 minuti. 2.658.845 tamponi molecolari. Se vi interessa, nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 18.111. Test rapidi, 751.000. Se vi interessa, nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 47.382. Totale 65.493 tamponi. 24 ore. Sì, quindi 47.382 rapidi, più 18.111 molecolari, uguale 65.493. Che nonostante in TV facciano vedere i miei conti fatti a mente, ma mi faccio bene i conti. Ho visto che qualcuno si è preso la briga di fare il commento, ha preso il matematico, ha detto che li ha fatti giusti. Purtroppo bisogna anche sapere la matematica prima di commentare i miei conti, e qualcuno le proporzioni forse non le ha neanche studiate a scuola, e questo è il guaio. Gliele ha insegnate ma non le ha studiate. Numero dei positivi 119.726, sono 3.570, e se ci pensate su 64.000 tamponi vuol dire che l'incidenza sta scendendo, perché 3.500 li facevamo con 40.000 tamponi. Quindi verosimilmente l'incidenza dei positivi in queste 24 ore sui tamponi è scesa almeno del 30%, almeno del 30%. Se volete poi vi faccio il conto a mente. Positivi di oggi, rientra sempre nel calcolo che ho fatto. Isolamento, eccolo qua, questo 39.157, più 502 persone nelle ultime 24 ore. Ricoverati 2.321, più 27. Terapie intensive 2,91, più 5. Vi posso dire che abbiamo passato i 300 alle 11 di stamattina. Comunque sono 2,91 per il bollettino, sono più 5, e quindi se sommassimo i 2,91 più i 2.321,
capite che andiamo oltre le 2600 e rotti e 12, grazie. 2612 persone ricoverate, sono 2612 letti occupati da pazienti Covid. Ne abbiamo più di 8000 in questo momento in ospedale non Covid. Anche qui per dire che ovvio che c'è stata una contrazione importante delle prestazioni, penso all'ambulatoriale, penso alla chirurgia d'elezione, insomma, però più di 8.000 pazienti ce li abbiamo in ospedale che non c'entrano nulla con il Covid. 3.190 purtroppo sono i morti, più 67 rispetto a ieri. I dimessi ovviamente aumentano, 6.264, 117. Allora, considerazioni da fare. Noi siamo ancora area gialla. Io ho una grande preoccupazione, perché direi che si scrive giallo e si deve vedere rosso. Vi spiego perché. Noi non siamo usciti da questo casino. Sicuramente il sistema sanitario, e insomma con un po' anche di modestia diciamo l'organizzazione che abbiamo dato a questa regione e il lavoro eccezionale in primis dei nostri operatori ci permette oggi di essere ancora in zona gialla. E se ci pensate, succeda quel che succede in futuro con i colori, cioè noi da un mese che siamo lì solitari a difendere il presidio, ma non dagli attacchi dell'ufficio del Ministero, dagli attacchi del virus. Penso che il livello di organizzazione che abbiamo voluto portare in questa tragedia, che è quello di una visione industriale del problema. Qualcuno a volte mi chiede, me l'ha chiesto un giornalista straniero, mi ha detto, ma che modello di organizzazione ha scelto? Ma noi la trattiamo veramente come un processo industriale. Cioè la visione deve essere industriale, deve essere quella dell'organizzazione estrema del processo. Se da un lato c'è il mondo scientifico che con umanità eroga servizi, dall'altro c'è un'organizzazione che deve essere estremamente metodica e puntuale. Noi però non possiamo abbassare la guardia, lo dico ai cittadini, siamo a un sabato, le previsioni meteo ci dicono che sabato e domenica, vista anche un po' di bora, sarà bel tempo, un po' più frescolino, ecco, evitate di far casino, fa anche rima, no? Cioè l'ordinanza non si discute, l'ordinanza alla fine non chiede sacrifici in mani al cittadino, li chiede un po' di più magari a chi chiude il negozio. Però vorrei ricordare che bisogna evitare di andare a fare assembramenti. Quindi non vorrei che qualcuno, perché vede scritto area gialla, dice siamo a posto. No, non siamo a posto. E dietro all'angolo c'è sempre non la zona arancione, c'è anche la rossa. Oggi la responsabilità è dichiaratamente in capo a noi cittadini e ai nostri comportamenti. Quindi invito tutti in questo fine settimana di metterci ancora quell'impegno che è stato messo la scorsa settimana sugli assembramenti, no agli assembramenti, quindi evitate di andare nei centri storici, nei luoghi dove comunemente si va a fare lo struscio, a fare le vasche, chiamatele come volete, le passeggiate dove addirittura bisogna avere senso unico per camminare, evitiamo di andare al mare, in montagna, al lago, dove comunque c'è assembramento. Io non avrei mai pensato di dare queste indicazioni nell'azione di governo, però oggi sono utili a uscirne da questa vicenda. Lo dobbiamo per un senso di comunità e di senso civico a tutti i cittadini, perché noi non possiamo aumentare la diffusione del virus. Lo dobbiamo per rispetto a chi è negli ospedali e si sta curando e sta soffrendo, e lo dobbiamo come segno di gratitudine e di rispetto a tutti gli operatori sanitari, perché mentre noi stiamo passeggiando e magari facendo confusione, ammassamento, dall'altro
c'è un altro ammassamento che è quello degli ospedali. Guardate che non ce la stiamo passando bene, cari cittadini, negli ospedali. Abbiamo 2600 pazienti che sono pazienti complessi. La prossima settimana vi porterò anche uno spaccato percentuale anche delle tipologie, diciamo quelli che sono lievi, quelli critici, quelli insomma con tutte le fasce di criticità. Cioè i nostri ospedali oggi sono assolutamente orientati sul Covid. La nostra programmazione sanitaria oggi è compressa e condizionata dal Covid. Quindi veramente l'ordinanza c'è, verrà reiterata proprio perché non ci sia il dubbio che è finita. Non è finita. Guardate, qui siamo in 3, no? Anche stamattina abbiamo fatto una riunione con i direttori generali, che posso garantire che non erano in località di vacanza o su divani, erano tutti in ufficio i nostri direttori. E la verità qual è? La verità è che tutti abbiamo la preoccupazione che non si abbassi la guardia. Quindi l'ordinanza che scadrà domenica sera sarà reiterata e andrà avanti finché servirà. Verrà modificato, ovviamente ci sono degli aggiustamenti, ad esempio stiamo vedendo e cercando di capire se possiamo agevolare ancora il tema dei libri, no? del prestito dei libri, il tema delle biblioteche, perché comunque è un fatto anche, come si vuole, di dare un bel segnale, perché se stai a casa, c'è il coprifuoco alle ore 10, sono chiusi i ristoranti alle 6, bar alle 6, uno magari legge un libro, no? Oppure guarda il Grande Fratello e altre robe del genere. E tutto succede in giro. Però dico che è fondamentale capire che per noi non è finita la battaglia. Allora, se è vero che su terapie intensive siamo lì ma teniamo bene, anche se ne abbiamo 300, vi confermo che noi abbiamo, secondo i parametri stabiliti dalla norma, 1000 terapie intensive utili. Cioè vedo ogni tanto qualcuno a livello nazionale che si mette a disquisire, mai è impossibile. No, noi in 36 ore siamo in grado di garantire, dati alla mano, le 1000 terapie intensive, che peraltro posso dire, gran parte sono già attrezzate, 176 arrivano dalla conversione delle subintensive in intensive, ma noi abbiamo già le attrezzature, tutto. Ovvio che le ultime, come previsto dalla legge, che vanno allestite entro 36 ore, sono quelle delle sale operatorie. Non è che mettiamo le terapie intensive in sala operatoria vuote, senza pazienti, le andremo a occupare all'ultimo istante in caso di estrema emergenza. Ma voglio ricordarvi che 1000 persone in terapia intensiva, anche qui ci vorrebbe una proporzione, perché se abbiamo 2300 pazienti con 300 terapie intensive, giusto? 2300 pazienti con 300 terapie intensive, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 8 volte. Vuol dire che si moltiplica per 8. Allora vuol dire che se abbiamo 1000 terapie intensive piene, col trend di oggi avremo 8000 pazienti in ospedale. Ciò vuol dire che gli ospedali cureranno solo Covid. Questo è il ragionamento, ma noi ci siamo anche su questo fronte. Allora, in Veneto è pur vero, e questo lo devo dire per onestà, dei dati che ci viene dato stamattina anche dall'ingegner Fattori, che c'è un segnale, come si può dire, di gobbetta giusta verso giù sui ricoveri, ma è solo un segnale da qualche giorno. Perché si stabilizzi questo dato bisogna che si consolidi. Però è altrettanto vero che noi abbiamo delle realtà, 3 in particolar modo, sono Verona, Vicenza e Venezia, e Treviso, si scusa. No, avevo detto giusto. Verona, Vicenza e Venezia. Verona, Vicenza e Venezia
che sono le uniche 3 che non hanno l'uncino sulla curva, che sono ancora con un trend crescente. Allora, alla luce di tutto questo, capiamo che se noi non ci mettiamo pancia a terra e rispettiamo le regole, rimpegniamo tutte le curve. Semplice. E quindi inutile che mi venite a parlare di cosa faremo a Natale. Cioè ci ingrasseremo tutti perché mangeremo il panettone da soli. Non condivideremo più il panettone con una tavolata, ma ce lo dovremmo mangiare da soli. Sapete, c'è peggio roba che ti resta un panettone in casa. Per cui finisce che te lo mangi da solo. Allora, siccome non dobbiamo riempirci di calorie, io vorrei fare in modo che a Natale si possano fare i pranzi di famiglia, di certo non le piazze piene per aspettare mezzanotte, ma comunque di tornare a un Natale che sia quello che noi pensiamo come debba essere il Natale vero. Allora l'impegno è niente assembramenti, portare le mascherine in maniera ossessiva e ovviamente cercare per quanto possibile di igienizzare il più possibile le mani, perché sono uno degli elementi del contagio. Si tocca, si trasferisce spesso il virus da un posto all'altro. Ho visto che qualcuno non ha gradito del passaporto sanitario, ma non avevo dubbi, perché qua in questo paese, cioè, tu devi dire liberi tutti, quando hai detto liberi tutti dice no, ma ci vogliono delle regole. Ho semplicemente detto che sono convinto, e lo ribadisco, e non parlo contro qualcuno, ma lo dico semplicemente perché è giusto che chi fa programmazione sanitaria se ne renda conto e guardi un po' più in là, no? Cioè ti indicano la luna, non guardare il dito, guarda la luna, si dice. Capite da soli che se arriverà il vaccino sarà inevitabile che la vaccinazione possa diventare, usiamo un congiuntivo, possa diventare, ma io mi domando se tutta questa gente che critica le coniugazioni di verbi li conosce veramente i tempi di verbi, possa diventare un elemento, una discriminante, no? E penso che l'elemento sarà quello del passaporto sanitario. Se andiamo in alcuni paesi ci chiedono, ad esempio, la vaccinazione per la febbre gialla, tu la devi avere, se no non c'entri. E così vedrete che accadrà anche per il Covid, perché avendo un livello pandemico mondiale sarà inevitabile che tramite l'OMS, tramite le organizzazioni internazionali si trovi un elemento di lettura. E non aggiungo altro, dico semplicemente che la squadra sta facendo un bel lavoro, adesso questo lavoro lo devono fare i veneti, rispettando le regole. Io anche ieri sera mi hanno chiamato un sacco di vostri colleghi e dico ma il Veneto resta ancora giallo, vuol dire che non è finita. E anzi guardate, sto colore giallo forse porta anche nera, perché finisce, no, piace anche a me il giallo, ma avevo una macchina gialla, figurati. Però sai qual è il problema? Il problema è un altro, che non vorrei che il giallo, che è il simbolo del sole e della luce, venga interpretato così, perché per il Covid è il colore più sbagliato. Noi siamo in area grigia, che è la più brutta che ci sia, perché non sai mai cosa c'è dopo il grigio, no? Ci può essere l'oblio o il raggio di sole. E quindi attenzione che dobbiamo lavorare per vedere i raggi di sole. Allora cominciamo quasi contestuali: Tosato, Nicolussi, Ranzan, Nuovo Terraglio, Fois. Prima le donne, allora la Nicolussi, la Ranzan e poi di nuovo Tosato e riandiamo col giro. Allora, buongiorno. Ciao. Dunque io vorrei sapere come siamo messi con l'organizzazione per il vaccino, nel senso che Arcuri ha spedito questa lettera alle regioni qualche giorno fa chiedendo delle cose molto precise, cioè che ogni regione debba individuare il centro di stoccaggio, la catena del freddo, il centro di distribuzione, eccetera, eccetera. Ecco, vedo che ci sono già delle aziende che si stanno facendo avanti a Venezia, Vicenza, eccetera, dicendo noi abbiamo i frigoriferi. Voglio capire a che punto è la ricognizione della regione, perché voi dovete dare una risposta al 23. Quindi... Sì, noi siamo a buon punto. Al 23 daremo la nostra risposta e devo dire
che peraltro per noi, posso dire, è un lavoro anche stimolante, ne abbiamo parlato anche stamattina. Peraltro abbiamo la fortuna di avere la dottoressa Russo che è nel comitato strategico nazionale. E sapete che poi abbiamo indicato come conferenza delle regioni il professor Palù, che insomma è un'eminenza del settore, visto considerato che è un virologo, è stato presidente europeo dei virologi, è stato fondatore della società italiana, che qualora nel momento in cui si completerà il suo percorso di nomina, la prossima settimana, sì, sarà, secondo me, l'uomo giusto nel posto giusto, perché sarà l'esperto di virus in un momento nel quale l'AIFA dovrà parlare solo di vaccini, poi alla fine, se ci pensate. E quindi penso che come Veneti abbiamo messo tutti i tasselli nel posto giusto. E è stimolante perché poi utilizzeremo questa organizzazione anche per altre attività. Guardate che noi tutta l'esperienza Covid c'è stata positiva da un punto di vista organizzativo. Cioè del resto è come fare le esercitazioni della protezione civile, non voglio dire di guerra, parliamo di protezione civile, per il rischio sismico piuttosto che per il rischio alluvionale. Le puoi fare, ma alla fine vedi se le hai fatte bene solo quando arriva la calamità. E nella calamità incrementi ancora di più la tua professionalità. E quindi penso che ne uscirà una grande sanità da questa esperienza, veramente. Ma come regione, Presidente, voi avete fatto una ricognizione USL per capire chi la stiamo facendo e addirittura anche con i Vax Point, chiamateli come volete, per usare, nel senso che abbiamo anche intenzione di fare in modo che un'organizzazione, diciamo, puntuale come quella che abbiamo già messo in piedi dei Covid Point possa diventare qualcosa di modulare per altre campagne tipo quella della vaccinazione. Guardate, ne parlavo anche ieri sera con il Ministro Speranza, cioè stiamo parlando di 60 milioni di vaccinazioni che nel momento in cui tu hai i magazzini pieni di vaccini non è che poi le facciamo in un anno, cioè ci saranno tutti che vorranno il vaccino subito, giustamente, quelli che vogliono vaccinarsi. E quindi è uno sforzo, anche pensate a livello di risorse umane, perché ci vogliono squadre di vaccinatori. Lo dico perché ormai uno a casa dice, ah sì, è tutto facile, cioè come guardare la partita dalla tribuna dello stadio. A bordo campo la visione è di tutt'altro livello, cioè qui la mole di personale e la mole di organizzazione è grandissima per vaccinare anche 5 milioni di veneti, o quelli che vorranno vaccinarsi. Ma quindi è prevista anche una nuova campagna di assunzioni e il ricorso anche a privati che si stanno offrendo per offrire, che ne so, congelatori piuttosto che magazzini? È previsto l'accordo con i privati? Sì, noi non escludiamo niente in questo piano, però lasciatecelo presentare, nel senso che lo stiamo... Ovvio, guardate che la mole è grande, fra l'altro se dovessimo lavorare solo con il Pfizer, che va a meno 70, c'è una catena del freddo di un tipo, è come se andassimo a portare i sofficini. Se invece lavoriamo con l'altro è come se portassimo l'ortofrutta fresca, perché va a temperature di esercizio da 0 a 4 gradi, che è il Moderna, no? E poi ce ne arriveranno minimo altri 4 di vaccini. Poi c'è quello italiano, fra l'altro ci sono movimenti anche su quello italiano, devo dire, come si chiama, Azzecca. Quello delle aree Itera che sta provando a Verona? Sì. Okay. Ma anche lì siamo avanti, fra l'altro sembra insomma, che i risultati siano assolutamente soddisfacenti. E l'altra cosa che volevo chiedere, non so se sia esattamente così, comunque i farmacisti mi segnalano che ci sarebbe il Clexane, cioè un farmaco che è eparina a basso peso molecolare, per la cura del Covid, che viene fatto pagare al paziente 66 €. Appunto, non lo so, ve lo chiedo se vi risulta. Guarda, ti dico che noi è la prima segnalazione. Se fosse veramente così, coram populi, penso che avremo la protesta qui sotto, lo verificheremo. Verificato, magari ve lo giro. A me sembra strano che il paziente... Mi sembra strano che un paziente possa andare in farmacia e ordinarsi la terapia anti-Covid. Però sì, perché poi è una terapia anticoagulante questo, cioè non è che ha... Lo verifichiamo. Okay, grazie. Prego. Allora, Vanzan, poi Tosato. Buongiorno Presidente.
Ieri sera Buongiorno. abbiamo avuto la conferma che il Veneto è in zona gialla, il Molise è in zona gialla e Friuli Venezia Giulia rimane arancione, però queste 3 regioni sono state ritenute da tenere sotto osservazione, perché c'è il rischio che possa aumentare in maniera ancora più spiccata il numero dei ricoveri. E da quello che abbiamo capito l'Istituto Superiore della Sanità ha detto da un lato mantenete le misure attuali, ma avrebbe anche aggiunto vedete di aumentarle. La domanda quindi è, posto che l'ordinanza resterà in vigore fino a domani sera e lunedì sarà reiterata, avete in mente altre misure e quali per non diventare davvero grigi come dice lei? No, guarda, allora, rispetto alla raccomandazione generale, no, di osservate speciali, direi grazie che l'avete fatta, grazie che l'avete scritto, almeno non passa l'idea che abbiamo vinto un gran premio e che siamo primi della classe. È una sorta di moral suasion, no, se volete, per comportarsi sempre bene. Rispetto alle misure, oggi non sono in grado di dirtelo, cioè ovvio che se avessimo altre misure che stiamo anche esaminando oggettivamente, ma che non abbiano impatto sull'economia, ma che potrebbero essere sostanzialmente di aiuto ad arginare la diffusione del virus, le adottiamo, questo sì. A proposito di impatto sull'economia, avete notizie No. per quanto riguarda i ristori, se sono stati inseriti nel nuovo decreto? Guarda, se vuoi la verità, io ho visto il decreto, l'ho letto, non ci ho capito nulla. Nel senso che fa tutti i riferimenti a codici, a legge, DPR, su e giù, cioè onestamente farò una telefonata penso di farla al ministro Boccia che si occupa del rapporto con le regioni, semplicemente per questo motivo, e cercheremo di capire cosa è accaduto. Perché mi pare di capire che non ci sia nulla per quanto riguarda i ristori. Allora, espressamente scritto no. Espressamente scritto no, però vi devo anche dire, io l'ho letto, è pieno di riferimenti di legge e quindi capite che è un attimo per dire no per poi essere smentiti, quindi va verificato fino in fondo. Ma veramente pieno, c'è un sacco di riferimenti e rimandi a altre leggi. Tosato. Buongiorno Presidente. Ciao. Dunque, pare di capire che se il lieve decremento, la discesa si consolida e se i comportamenti sono appropriati, potremmo attenderci un Natale, diciamo così, meno quaresimale di quello che si poteva temere. Sbaglio? Sai, se noi fossimo tutti ligi, avessimo meno, come si può dire, robe da mettere in discussione e applicassimo le regole che ci hanno dato, ma potremmo pensare anche di buttare via le mascherine tra un po', ma la verità è che finché c'è qualcuno che non rispetta le regole, per colpa di qualcuno dobbiamo sempre continuare questo sistema. Quindi Natale è meno rigido, io spero proprio di sì, i veneti hanno dimostrato di rispettare le regole, devono rispettare ancora per un po', poi arriverà il vaccino e a quel punto sarà già, si apre un'era glaciale nuova, capite? Col vaccino è ovvio che sarà un contesto, un nuovo campo di battaglia, è ovvio questo. Anche le parole di Fauci insomma, sono state non poco rassicuranti, cioè Fauci non è il numero 2, è il numero 1 rispetto a questi temi, c'è uno scienziato. Sul fronte vaccino, anche se se ne è parlato, lei stesso ha accennato, anche per chi ci ascolta soprattutto, possiamo ricapitolare le previsioni dei tempi rispetto alle informazioni, naturalmente rispetto alle informazioni di cui lei dispone? No, le informazioni che abbiamo sono che per gennaio dovremo avere 3.400.000 dosi, che equivalgono alla somministrazione di 1.700.000, al trattamento, scusatemi, di 1.700.000, cioè la metà, perché sono dosi che prevedono richiamo, quindi ci vogliono 2 dosi per ogni cittadino e questi saranno dedicati ovviamente al personale sanitario e alle categorie più deboli, più a rischio, che sono gli anziani, le case di riposo. Dopo a seguire penso che sarà un crescendo di disponibilità di lotti, di altro.
Avremo forse l'imbarazzo della scelta poi a un certo punto, perché avremo più vaccini e quindi ognuno poi deciderà, magari verso la parte, diciamo, quella più rifornita di vaccini avremo anche la necessità di decidere: mi faccio quello della Pfizer, quello della Moderna, quello italiano, poi ognuno deciderà. Voglio ricordare che c'è una parte del mondo che sta già vaccinando, perché si parla di vaccini e ci si dimentica sempre che col vaccino cinese stanno vaccinando in giro. Ecco, due segnalazioni. Cioè, nel senso che c'è, questo è lo scenario. Ecco, due segnalazioni che arrivano dai lettori. Poi io avevo una domanda per l'assessore Boccacin sul nostro, poi è qui a disposizione l'assessore. Sul nostro amatissimo algoritmo. Che, insomma, ecco, le segnalazioni brevemente sono queste. Prego. Un lettore che è un lavoratore in un'azienda dice: ci hanno mandato offerte di test rapidi online. Possiamo affidarci? Dobbiamo affidarci solo a quello della regione? Ci ha anche allegato copia di questa offerta, è un'offerta commerciale. Vabbè, il test rapido, che test rapido è? Non li fai da te? No, non li fai da te. Tampone rapido. È un tampone rapido. A me non risulta che si possa avere il tampone rapido in somministrazione alla comunità in questa fase, quindi è strana questa roba. Se le interessa farò avere riscontro, sì. Perché può essere utile. E devo anche dire che c'è qualcuno anche che chiama le famiglie, questo ben venga questa domanda, ve lo ricordo, stiamo facendo anche una verifica, chiama le famiglie e dice: quanti siete in casa? E poi dice: perché abbiamo i test, i tamponi. Ecco, attenzione, che queste robe qua sono tutte robe molto discutibili. Comunque stiamo facendo anche fare una verifica. Ecco, l'ultima cosa, questa invece riguarda un po' le case di riposo. Anche qui un familiare di una persona, insomma, che sta male dice: è stata valutata l'opportunità di una terapia ossigeno-ozono nelle nostre case di riposo? Sì, guarda, queste sono tutte... Gliela riporto, insomma. No, ma certo, questa fra l'altro fa parte di bibliografia scientifica già della prima fase. Si parlava dell'ozonoterapia e del ruolo dell'ozono, ma c'è una miriade di studi, non solo sull'ozono, ma anche sui probiotici, c'è di tutto ormai sul Covid. La verità è che poi evidenze scientifiche per farne una terapia ai livelli che intendiamo noi non ce ne sono, cioè se i nostri clinici l'avrebbero scelta e noi non abbiamo mai posto limiti. Adesso è vero, fronte sono anche i monoclonali, questa è una partita sulla quale stiamo lavorando. Grazie. Nuovo Terraglio e Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ieri le avevo chiesto sull'RT a che livello eravamo, poi l'abbiamo sentito a livello nazionale. Volevo sapere noi nel Veneto invece, le rinnovo la domanda di ieri, come siamo? 1,16. 1,16, cioè sì. Siamo un 0,01 inferiore a quello nazionale? Sì, 1,16, che è 1,18 nazionale. Ah, 1,18. Sì. Grazie mille. Però sapete, l'area continua è uno degli elementi, poi c'è la pressione ospedaliera, il tasso di occupazione delle terapie intensive, il tasso di ospedalizzazione, tutti dati che per noi sono tra i più virtuosi, sono i più virtuosi a livello nazionale. Poi. Buongiorno Presidente, io volevo chiederle una cosa. Lei ha detto che Verona, Vicenza e Venezia sono ancora con un trend lievemente in crescita. C'è qualche motivo particolare secondo voi? E si tratta di una crescita diffusa oppure magari di focolai isolati che hanno fatto, per così dire, sballare i calcoli rispetto alle altre province? No, guardate, intanto non c'è nessuna mancanza da parte di queste tre ULSS o da questi direttori. L'abbiamo conosciuto ormai il Covid, no? È una roulette russa. C'è una roulette russa, cioè perché abbiamo iniziato da Vo, da Limena e dai comuni e da Dolo l'altra volta come prima realtà, e poi alla fine ci siamo ritrovati con mega cluster con 600 morti a Treviso, e poi abbiamo avuto
altre realtà, e infine abbiamo chiuso la coda della prima fase con Verona, se ricordate. Verona è stata l'ultima ad abbassare le serrande della prima fase. Vai a spiegarlo. È così, è un virus, ha dei canali di infezione e di propagazione che sono ovviamente dati dalle relazioni sociali, e poi sicuramente ci sono le congiunture astrali positive che sono date anche, che so, da microclima, da condizioni ambientali, è difficile dirlo, è veramente difficile. Guardate la regione Lombardia, le province massacrate nella prima fase sono quelle meno problematiche, cioè oggi Bergamo non vive la tragedia che sta vivendo, Varese, mi sembra una delle province. E questa è roba da epidemiologi, da studi, chissà quanto ci metteranno a capire. Io avrei una Nicolussi per il Presidente, è rimasto e poi lasciamo Bottacci. Una domanda per Bottacci e poi possiamo chiudere, perfetto. Sarò rapida, volevo chiedere un attimo se possiamo ricapitolare i movimenti della squadra, per così dire, cioè come siamo messi con la nomina del direttore generale della sanità e i direttori generali nostri delle USL li rinnova, ecco questo. No, guarda, è molto semplice. Intanto i direttori generali scadono il 31 dicembre. Se non ci sono, diciamo, emergenze, vanno tutti al rinnovo. Se ci sono ancora condizioni che riterremo, diciamo, utili per fare delle proroghe, per evitare di far cambi in corsa, ma penso che sia questo, si chiama buonsenso, non c'è scritto in nessuna legge, ma è buonsenso, no? Cioè, mai cambiare l'autista in corsa, si dice, no? Vediamo che il pullman sia fermo e si fa il cambio. Invece per quanto riguarda il direttore regionale, il segretario regionale della sanità, il bando si chiude, noi abbiamo fatto più che un bando, è un avviso, si chiude il 9 dicembre, giusto? Poi raccoglieremo un po' i dati, peraltro è un avviso che permette comunque anche, cioè non è vincolante, perché poi se passa uno e dice non ha visto, però l'avviso comunque serve anche per dare uno spaccato di vedere cosa c'è sul mercato. Ovvio è, lo dico a quelli che non hanno capito perché è stata fatta la norma sullo stipendio, ovvio è che aver fatto quella legge della modifica stipendiale ci permette di avere un parterre, diciamo, più ampio sui potenziali possibili candidati, perché prima, diciamo, l'inquadramento sarebbe stato un inquadramento, diciamo, che era poco appetibile a livello nazionale rispetto agli stipendi che prendono in altre regioni, perché se viene uno da fuori c'è il tema dell'affitto, dell'alloggio, degli spostamenti. Se è un interno, diciamo, una scelta più domestica, comunque c'era anche un tema di sperequazione, perché se non si modificava la legge con questa nomina il direttore regionale avrebbe sostanzialmente guadagnato di meno dei direttori generali delle ULS da questa nomina, non da prima, da questa nomina nuova. Adesso i direttori generali delle USL quanto guadagnano? 130, cosa sono? 100. Col premio, omnicomprensivo, lordi. Più premio? No, omnicomprensivo. Arrivano sui 158 col premio, mi sembra sia. Adesso mi metto nei panni di un cittadino che ascolta e viene sempre, madonna quanti sketch, ragazzi, cioè, non è che tutti possono fare i direttori generali fino a prova contraria, no? Cioè, sì, sono aziende da 1 miliardo di fatturato e anche di responsabilità. Noi abbiamo tutti i nostri direttori e comunque qualche grattacapo con denunce e altro ce le hanno, cioè nel senso che sono attività fatte così, che prevedono anche un rischio, un impegno personale, e comunque il mercato o li remunera o non li trovi, perché voglio ricordare che appena sotto vai nel target del medico e quindi sono delle posizioni apicali, per cui quello è. Quindi dobbiamo aspettarci una nomina contestualmente ai nuovi direttori generali? Ma non te lo so, guarda, se devo essere sincero, intanto finché c'è il Covid cerchiamo di portare avanti questo gruppo di lavoro che funziona e non ha problemi, e dopodiché vedremo. Anche perché, capite, se l'inserimento di una figura domestica ci può stare che anche domani mattina facciano la nomina, ma se è di una figura esterna,
in una situazione di crisi come questa, di corsa, per carità, uno può fare anche l'auditore il primo periodo, ma non vorrei che l'inserimento durante una crisi diventasse un detonatore, no? Perché è inevitabile, c'è già un problema di amalgama umana, se lo diventa anche dal punto di vista professionale. Poi noi abbiamo una sanità molto diversa dagli altri e quindi non è che uno arriva dal Piemonte, che so, dal Lazio, e dice boh, adesso so mica come funziona l'ospedale, quasi è un'altra roba. Prego. Allora, Tosato ha una per il Presidente, una per Bottacin. No, poi lascio Bottacin se avete domande. A questo punto facciamo, tu sei Presidente? Sì. Allora, tutti Presidente e poi facciamo Bottacin. Sì, poi restano qui gli assessori. Sono qui. Dunque, Presidente, io avevo l'impressione che lei e il suo collega Campano De Luca foste vecchi amici, mi sembrava ci fosse... No, lo dico perché... All friends. Certo, e c'erano anche foto così, una foto simpatica alla conferenza delle regioni. Ieri invece l'ha punzeccata, ha detto che insomma nelle sue esternazioni quotidiane ha detto che lui di sto tampone non è che si fida molto, che ha detto Zaia ha sbagliato, non vorrei ci fossero delle brutte sorprese, magari ha fatto anche le corna, non lo so, però... No, sinceramente non ho neanche visto. Ha da passare un TED. Napoli milionaria, Edoardo De Filippo. Fois, poi passiamo all'assessore Bottacin. Io devo ammettere che volevo fare la stessa domanda su questo fatto, anche perché ci trae anche il virgolettato che ho trovato: se ti inzeppi il cotton fioc nelle narici rischi di perforare la membrana. La? Membrana. Quale membrana? Quella... Ha detto che è pericoloso. Magari se lei lo invitasse per una sperimentazione... Così, no, penso che abbia già tanto da fare in campagna, meglio che resti lì. Bene, Nicolussi, a posto? Sì, adesso io vi lascio, grazie. Domani non ci vediamo lunedì, così lunedì vi porto anche l'ordinanza. Comunque datela per rinnovata, ovviamente. Aspettiamo le modifiche. Sì, se riesco a farne, qualcuna c'è oggettivamente, ma di aggiustamento, per alcune segnalazioni abbiamo avute e oggettivamente si possono... Sarà più vicinale, non sarà una scadenza. Non lo so, vabbè, ma faremo sempre un paio di settimane, perché una gittata di un mese mi sembra troppo. Sì, 3, sì. 15 giorni, una quindicina di giorni o... Sì, più o meno, dai, una decina di giorni. Grazie. E assessore Bottacin, se prendi posto, poi la Nazzarin per la Nicolussi, poi chiudiamo. Tosato. Assessore egregio, parliamo del nostro amato algoritmo. No, ma al di là delle battute, io insisto sempre sull'algoritmo perché, dati alla mano, l'algoritmo mi pare segnali correttamente le tendenze e gli indici, e anche questa volta mi pare che i tempi tutto sommato corrispondano. Allora, se ci fa un po' insomma il punto dell'andamento, cosa ci dice questo algoritmo, sempre magari nel breve periodo, perché lei ci ricorda sempre che le previsioni attendibili sono quelle che riguardano il breve periodo, insomma poi diventano più improbabili. Se ci fa un po' il punto, ecco, del modello previsionale. Allora, intanto tutte le previsioni si basano su vari elementi. Quello centrale da cui si parte è l'RT. In base all'RT si fanno delle previsioni nei giorni a venire e se voi avete notato l'RT però sta cambiando, perché dal 20-21 ottobre in Veneto l'RT è sceso, siamo a 1,16, però siamo andati ben oltre l'1,5, 1,6. L'RT vuol dire che se l'RT è 1, una persona infetta contagia un'altra persona infetta, e quindi
in questa condizione l'epidemia si mantiene, non si espande e non si riduce. Se l'RT è maggiore di 1, e quindi se fosse 2 vuol dire che ogni persona ne infetta 2, quindi l'infezione è in espansione. Se l'RT è minore di 1, invece ogni persona non riesce ad infettarne una, ma ne infetta meno di una, sì, non una frazione, perché 100 persone ne infettano meno di 100 e quindi l'infezione è in regressione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che intanto c'è un calo dell'RT, ma l'RT è ancora superiore a 1, il che significa che il contagio c'è ancora ed è in espansione. La velocità di espansione si è ridotta, tanto è vero che si trova un riscontro relativamente a questo nella diminuzione di posti letto in alcune ULSS, non in tutte, e anche un lieve calo della pendenza a livello regionale. Ma non siamo ancora arrivati al punto culminante, quindi al picco massimo dei contagi e dei ricoveri in ospedali, che sono l'aspetto che ci preoccupa di più, no? Abbiamo 2600 persone in ospedale e quindi se l'RT continua a essere superiore a 1 e i ricoveri continuano a crescere sia pur leggermente, questo numero è destinato ad aumentare ancora sicuramente per qualche giorno. Noi avevamo detto che ci aspettavamo una... Mi perdoni se sono a questo punto, ma non ho capito. Il picco massimo dei ricoveri e dei contagi non l'abbiamo ancora raggiunto, in quanto non siamo ancora all'1, abbiamo ancora una frazione contagiante, diciamo, dell'RT, sì, se ho capito bene. Non è direttamente collegato in maniera così diretta, ma è uno degli elementi più importanti che viene considerato su questo fronte. Noi, come ho detto, da sempre ci attendevamo per il mese di novembre una crescita dei posti letto occupati negli ospedali, infatti sta andando così, anche se il dato, come è stato detto prima dal Presidente, è in rallentamento, cioè mentre ci sono stati dei giorni che si ricoveravano 100 persone al giorno tranquillamente e anche di più, oggi invece mi pare che siano 27, insomma però sono ancora in crescita. Ovviamente mano a mano che ci si avvicina al massimo la velocità cala e dopo comincia a scendere il numero, ma non siamo ancora arrivati a questo punto, tant'è che avevamo detto che ci aspettavamo che per il mese di novembre continuassero a crescere i ricoveri. Questo in considerazione del fatto che i ricoveri vengono dopo il contagio, alcuni giorni, quindi se raggiungo il picco dei contagi, dopo un po' mi attendo il picco dei ricoveri e dopo un po' mi attendo il picco dei decessi. Quindi siamo ancora in una fase di crescita. Questo per dire cosa? Che abbiamo avuto dei segnali positivi di miglioramento, nel senso che c'è un rallentamento della velocità di riempimento degli ospedali, ma comunque c'è ancora, gli ingressi in ospedale superano ancora le dimissioni. Ecco perché quello che viene detto sempre è di mantenere la massima attenzione, di rispettare le distanze, eccetera. Non siamo ancora fuori dal tunnel per nulla. Ricordo poi che io non so come andrà questa seconda ondata, ma nella prima ondata abbiamo visto che nella fase di crescita abbiamo avuto una velocità più alta che nella fase di decrescita. Quindi se, per riportarci alla prima ondata, in un mese abbiamo raggiunto il picco massimo, poi dopo ci sono voluti 2 mesi per svuotare gli ospedali abbondanti. Quindi non è che nel momento in cui si raggiunge il massimo dell'occupazione degli ospedali dal giorno dopo è tutto finito. C'è ancora una fase transitoria piuttosto che ci attendiamo lunga di svuotamento degli ospedali con una riduzione progressiva e con il conseguente stress che comunque rimane su tutto il sistema sanitario, in modo particolare sul personale, anche per le settimane successive. Quindi la sintesi è: abbiamo dei segnali
positivi, ma siamo ancora nella piena turbolenza. Sul Natale, che è tra un mese esatto, cosa possiamo dire? Intanto arriviamo al picco massimo dei ricoveri, vediamo se sono confermate queste previsioni e dopodiché potremmo dire qualcosa sul Natale. Questo, ovviamente in questo momento io non mi sento di dire nulla perché è ancora troppo presto. Grazie. Posso? Prego Alda. Assessore, scusi, lei ha detto che dobbiamo ancora arrivare al picco massimo dei ricoveri, sia in area critica che in area non critica? Sì. E sì. C'è una previsione secondo i suoi modelli matematici? Ma dicevo, io avevo detto che ci aspettavamo per il mese di novembre un continuo incremento, fino a poi dopo arrivare verso la fine del mese e iniziare a vedere dagli ultimissimi giorni un inizio della decrescita. Quindi direi non faccio grosse differenze tra terapie intensive e terapie non intensive. Valutiamo sempre che comunque il rapporto è 1:8 e quindi insomma questa fase di rallentamento della velocità è propedeutico a quello che dicevo, perché ci avviciniamo verso la fine del mese, quindi ci sta che ci sia un rallentamento, fermo restando che poi però, come è stato detto prima, se noi andiamo a analizzare, questo per quanto riguarda la regione, i casi puntuali, abbiamo ancora delle zone invece dove i ricoveri continuano a crescere con una velocità pari a quella di 2 o 3 settimane fa, quindi lì c'è ancora molta pressione. Bene, l'ultima domanda per l'assessore Lanzarin, poi chiudiamo. Assessore, buongiorno. Volevo chiederle se riusciamo ad avere una ricognizione di quanti veneti al momento avete vaccinato contro l'influenza, sia nelle USL che dai medici di famiglia. Allora, il dato che avevo, però allora a questo punto proviamo, però dovete attendere lunedì, no? Perché altrimenti se vogliamo chiedere ai dipartimenti di prevenzione non credo che riusciamo ad avere il dato oggi. Quanti avevano quindi medici di famiglia oppure distretti che avevano iscritto nell'anagrafe vaccinale era il dato di settimana scorsa, inizio settimana scorsa, 650.000 circa, però mancavano secondo noi molte registrazioni perché noi avevamo già consegnato 1.150.000 dosi. Quindi gli aventi diritto, tra virgolette, nel senso quelli ai quali è stata data la precedenza, sì, sono 1.150.000? No, 1.150.000 sono le dosi che noi abbiamo consegnato rispetto al 1.330.000 dosi acquistate. Mancano 150.000 dosi che arriveranno adesso inizio dicembre. Di 1.150.000 dosi la settimana scorsa, quindi ormai 7 giorni fa, 8 giorni fa, mi sembra che il dato che avevo era di 7-8 giorni fa, in anagrafe vaccinale ce n'erano 650.000. Ma parliamo di over 65? Sì. O 60, mi scusi? Sì, over 60? Di quelli che avevano diritto alla vaccinazione, quindi possono anche le categorie di cui la circolare. Quindi potevano essere anche le categorie appunto delle persone immunodepresse, insomma quelle che hanno comunque delle patologie, insomma che rientrano, perché rientrano anche quelle nelle categorie. Infatti volevo chiederle questo, assessore, se ha per caso questo dato, perché se avete un po' di pazienza proviamo a estrapolare qualcosa di più completo per lunedì, per la settimana prossima, insomma, sia come anche rispetto ai minori, perché sapete che ci sono i vaccini anche per i 6 mesi, 6 anni, questa volta era una delle prime volte, quindi proviamo a chiedere se riescono a fare una ricognizione un po' più puntuale, però dovete avere un paio di giorni di pazienza. Solo capire quanti sono appunto quelli che hanno il diritto alla precedenza e quanti sono stati vaccinati. Va bene, proviamo a ricostruire un dato. E l'altra cosa molto rapida, se riuscite a portare a termine questo accordo con i pediatri di libera scelta, perché tra di loro continuano ad essere un po' divisi sul discorso. Sì, noi ci siamo incontrati, io li ho incontrati giovedì, mi sembra, li ho incontrati giovedì, abbiamo discusso, mi sembra che siamo a buon punto, quindi penso che per inizio settimana prossima riusciamo anche a chiudere. Sì. Partono quei tamponi? Sì. Grazie. Signori, grazie e buona domenica. A proposito del dettaglio, scusi assessore, sarebbe interessante sapere anche quanti positivi hanno scovato i medici di base. Ve l'abbiamo data nella tabella che abbiamo dato ieri. No. La terza tabella indicava anche i casi in cui sono stati fatti, quindi asintomatico, contatto stretto, e poi c'era anche quanti positivi su tamponi fatti. Per ULSS totale era il totale. Era il totale, non per ULSS. Dobbiamo fare un'altra estrapolazione se fosse per ULSS, quella era totale, sì.